Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania saluta Sant'Agata dopo 18 ore di processione. Alle 11.30 di questa mattina si è concluso il giro interno. Grandi ascolti per le nostre dirette in TV e in streaming. Squadre adesso al lavoro a Catania per ripulire da tonnellate di cenere. Ancora una tragedia del mare. 2 migranti hanno perso la vita dopo uno sbarco avvenuto sulla spiaggia dell'isola dei Conigli a Lampedusa. Uno dei corpi trovato senza vita sulla battigia. Rimosso ad Alcamo il sacerdote Sebastiano Adamo. La decisione del vescovo di Trapani arriva dopo una serie di segnalazioni di comportamenti gravi ma ancora oscuri del prelato. In Sicilia la mano della mafia sul settore dei rifiuti, così il presidente della regione Schifani alla commissione d'inchiesta per il governatore i termovalorizzatori a Catania e Palermo entro il 2026, soluzione all'emergenza. Palermo torna in carcere a 82 anni il vecchio boss Francesco Bonura. Dalle intercettazioni emerge l'intento di riformare la cupola di Cosa Nostra. Catania scarseggiano le soluzioni abitative per gli sfollati di Trappeto Nord vittime dell'esplosione di gennaio. Prosegue il rientro e lentamente ripristino del gas. Calcio, il Catania verso la seconda trasferta consecutiva domenica sfida il Monopoli. I pugliesi sono in testa alla classifica, i rossazzurri arrivano al match con diverse assenze. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci ancora di Sant'Agata. Oggi il rientro in cattedrale si è conclusa dopo 18 ore di processione. La festa di Sant'Agata e soprattutto si è concluso il giro interno, quello del 5 febbraio. Si è chiuso alle 11.30 di questa mattina. I devoti adesso aspetteranno molti mesi per poter riabbracciare la loro santa. E adesso il servizio che vediamo è di Eva Spampinato. Agata guarda la città, guarda l'Etna. Sono le 11.30 del 6 febbraio quando Sant'Agata è già posizionata sul suo tronetto davanti l'ingresso della cattedrale di Catania e si gira per l'ultimo saluto ai suoi cittadini. Poi si è rivolta verso l'interno della cattedrale e poi adesso di nuovo, quasi proprio per l'ultimo saluto, l'ultimo arrivederci, di nuovo verso Piazza Duomo e adesso in cattedrale, a casa possiamo dire. La Santa Patrona viene sollevata dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo quelle braccia diventano le sue gambe e ondeggiando Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza perché passerà un anno prima di rivederla di nuovo in giro per la sua città. All'altare dove sosserà nei prossimi momenti. Tutti quei fazzoletti in aria. La giornata del giro interno era incominciata 18 ore prima. Sono le 17.15 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta per tutta la notte. L'edizione del 2025 si caratterizza per l'ordine e la sicurezza, nonostante l'immancabile pienone di devoti cittadini, pellegrini e turisti. Alle 6.30 i fuochi del borgo. Alle 9.40 è il momento della salita di San Giuliano, intrapresa al passo. 9.40, però il centro è rimasto pieno e infatti è assolutamente a passo. Sono le 10.18 quando le monache di clausura intonano il loro canto in via Crociferi e poi spediti verso Piazza Duomo. La maratona TV di Antenna Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, Germania, Malta e Regno Unito nella top 10 degli accessi, ma anche da paesi come Brasile, Indonesia, Thailandia, Mauritius, Kenya. Devoti tutti e in tutte le lingue del mondo. E adesso le squadre sono al lavoro per ripulire la città da tonnellate di cera. Chiusi un tratto di via Etnea e via Caronda. In extremis, dopo il nostro servizio, anche è stata rimossa una cabina telefonica in via Libertà. E adesso il servizio che è di Torino De Mana.
Il rientro a casa di Agata poco prima di mezzogiorno sancisce la fine della festa, quindi tempo di bilanci e soprattutto del ritorno alla normalità. Passata la Santa, già dalle prime ore del mattino la Gema, società aggiudicataria della polizia nell'800, è all'opera per rimuovere tonnellate di cera riversate sulla sede stradale. L'obiettivo è ripristinare la viabilità entro 48 ore, quando sarà il grip test che sarà effettuato con un mezzo dei vigili urbani a dare il via libera alla riapertura di via Caronta e di un tratto di via Etnea. Un meccanismo mai collaudato che perfezioniamo di anno in anno. Non appena la Santa è partita da piazza Cavour, dal borgo, siamo subito intervenuti, abbiamo iniziato la rimozione della segatura con i vari bobcat accompagnati dalle spazzatrici immediatamente. Quanto tempo servirà per ripristinare il tutto? Allora, per quanto riguarda la rimozione della segatura, sicuramente entro oggi il grosso della segatura viene rimosso. Sono già all'opera i cannellisti in questo momento, i cannellisti e le idropulitrici che lavoreranno H24 non stop fondamentalmente per cercare di consegnare entro 2 giorni. Nel percorso di Agata si segnala la caduta di una lastra di metallo da un balcone di via Umberto che ha ferito in modo non grave una donna, a testimonianza dei potenziali pericoli dall'alto che noi stessi avevamo denunciato alla vigilia della festa. Dal basso invece prendiamo atto che ancora una volta siamo stati ascoltati. La cabina telefonica che vedete era adagiata sul marciapiede di via Libertà da oltre 3 settimane con tanto di sopralluogo dei vigili urbani. Dopo il nostro servizio e in vista del passaggio della Santa è stata finalmente rimossa e qualcuno grida già al miracolo. E noi cambiamo decisamente argomento, una ennesima tragedia del mare. A Lampedusa 2 migranti sono morti dopo lo sbarco all'isola dei Conigli. Davide Sardo. Ancora una tragedia del mare a Lampedusa. 2 migranti hanno perso la vita dopo uno sbarco avvenuto sulla spiaggia dell'isola dei Conigli. Uno è stato trovato senza vita sulla battigia, mentre un altro, in evidente stato di ipotermia, è espirato poco dopo al poliambulatorio dell'isola. Il gruppo, composto da 44 persone, tra cui una donna di nazionalità bengalese, egiziana, pakistana e marocchina, era partito ieri sera da Abu Kammash in Libia, pagando ai trafficanti $3.500 ciascuno per affrontare la traversata su un barchino di 9 metri. Sono stati gli stessi superstiti a segnalare alla polizia la presenza di 2 compagni in condizioni critiche. I migranti intercettati lungo la strada sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, mentre le salme sono state portate al cimitero dell'isola, dove la procura di Agrigento ha disposto l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso, probabilmente dovuto all'ipotermia. L'imbarcazione è stata sequestrata. E adesso andiamo ad Alcamo, provvedimento disciplinare per il sacerdote della parrocchia di San Giuseppe Sebastiano Adamo. La decisione del vescovo di Trapani arriva dopo una serie di segnalazioni di comportamenti gravi, ma ancora da capire, ancora oscuri, del prelato su alcuni parrocchiani. Laura Spanò. La comunità della parrocchia di San Giuseppe di Alcamo, dopo mesi di silenzio, ha tirato un sospiro di sollievo alla notizia diramata dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che in via cautelativa ha notificato un provvedimento disciplinare canonico all'ex parroco Sebastiano Adamo, 44 anni, già rimosso dal suo incarico nei primi mesi del 2024. Il provvedimento, da quanto si apprende, è arrivato a seguito di segnalazioni di una certa gravità sul comportamento del prete, giunte sul tavolo del vescovo, il quale aveva già provveduto a sostituirlo pro tempore con Don Franco Finazzo. La disposizione restrittiva nei confronti del sacerdote di Calatafimi è stata presa a seguito di una indagine canonica avviata dal vescovo attraverso un suo delegato esterno alla diocesi. Ad Alcamo tutti sapevano del prete e si erano accorti anche che da qualche tempo di lui non vi era più traccia né in parrocchia né fuori. Molti però sapevano cosa era veramente accaduto. Così, per placare le voci, è intervenuto lo stesso vescovo, il quale ha informato la comunità sulla sua decisione di sospendere Don Sebastiano. I motivi sono ancora oscuri e delicati. Don Sebastiano Adamo è stato ordinato prete nel 2006. Era stato prima a Castellammare del Golfo, poi a Trapani con una breve esperienza nella chiesa del Santissimo Salvatore. Anche qua fu rimosso, era il 2016. In quel caso però la vicenda ebbe anche strascichi giudiziari. Poi nel 2023 era tornata a dire messa nella parrocchia di San Giuseppe ad Alcamo. Ora la parola passa al Vaticano.
La Sicilia è ancora troppo legata alle discariche. I rifiuti sono grande interesse per le attività criminali, lo ha detto il presidente della Regione Schifani in commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e ha tracciato anche quella che potrà essere una soluzione, quella dei termovalorizzatori a Catania e Palermo nel 2026. Manlio Viola. I termovalorizzatori in Sicilia saranno in funzione nell'autunno del 2028, ovvero 1 anno e 7 mesi dopo l'avvio dei lavori che è previsto entro la fine del 2026. Sono i tempi dettati dal cronoprogramma del piano rifiuti della regione siciliana, illustrato dal presidente, che è anche commissario per il piano, Renato Schifani, in audizione davanti alla Commissione Nazionale del Ciclo dei Rifiuti. Schifani è intervenuto in videoconferenza ed ha risposto a tutte le domande fattegli dai commissari, raccontando una Sicilia che è purtroppo la seconda regione in Italia per numero di illeciti penali nel ciclo dei rifiuti. Il governatore ha adombrato interessi illeciti che cercano di bloccare il piano e l'opera di ammodernamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, una regione ancora troppo legata alle discariche. Ben 2 società operanti nel settore, sottoposte a misure di prevenzione antimafia, ha detto Schifani, hanno intrapreso un contenzioso giudiziario contro la struttura commissariale per ottenere l'annullamento dell'ordinanza che approva il piano rifiuti. Ciò a dimostrazione del fatto che il settore sia ancora oggetto a forte inquinamento della criminalità mafiosa. Poi ha raccontato la centralità dei termovalorizzatori nel piano rifiuti, 2 impianti con capacità di trattamento da 300.000 tonnellate l'anno di scarti e una potenza elettrica installata di 25 megawatt per un costo complessivo di costruzione di 800 milioni di euro. I 2 termovalorizzatori costituiscono gli elementi chiave per raggiungere l'obiettivo di ridurre drasticamente la percentuale di rifiuti destinati alle discariche, ha concluso, come richiesto dalla direttiva europea che prevede un limite massimo del 10% entro il 2035. La vecchia mafia torna a governare, la cultura mafiosa non è mai morta, è quanto emerge dalle intercettazioni al vecchio boss Bonura, che torna in carcere a 82 anni il servizio. Uno spaccato di una vecchia mafia, uno spaccato di una cultura che sembrava non esistere più e che invece torna ad essere dominante. Emerge dalle intercettazioni a carico del vecchio boss di Passo di Rigano, Francesco Bonura. Nonostante i suoi 82 anni, nei giorni scorsi Bonura è tornato in carcere. Era uscito da qualche anno e aveva tessuto le trame, riallacciato i rapporti, stava ricreando la cupola di Cosa Nostra nel palermitano. Ma dalle intercettazioni non emerge soltanto una serie di reati, di incontri con altri boss, di estorsioni e così via. Emerge uno spaccato culturale. Ride il boss quando legge le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che definisce i mafiosi come uomini senza onore, forti con i deboli e deboli coi forti. Ride per le parole, irride le istituzioni. Dovrei sentirmi offeso, dice sempre ridendo. Uno spaccato che emerge anche nei rapporti familiari. Bonura rimprovera il figlio Vincenzo, un farmacista, per essersi rivolto ai carabinieri per ritrovare il telefonino. Hai mancato di rispetto ai nostri principi, quelli di famiglia, gli dice l'anziano padre boss. Non devi avere a che fare con questa gente, che c'entra chiamare i carabinieri? Gli stessi principi che Bonura porta agli incontri con gli altri anziani boss. Una mafia che ritorna con la sua cultura di antistato e prepara la rinascita della cupola di Cosa Nostra. Una ricostruzione fermata dai nuovi arresti, ma che disegna una cultura che ancora esiste, tanto che il boss può permettersi di chiamare un consigliere di circoscrizione per far saltare la fila alla moglie che deve rinnovare la carta d'identità e ottenere una risposta deferente e un appuntamento a proprio piacimento. Gli studenti del Liceo Volta di Caltanissetta alla scoperta delle miniere e del cimitero dei Carusi hanno trovato enormi discariche a cielo aperto e così hanno deciso di scrivere al presidente della regione. Il servizio è di Rita Cinardi. Un'enorme discarica a cielo aperto è stata trovata da studenti e docenti del secondo anno dell'indirizzo tecnico trasporti aeronautico del Liceo Volta di Caltanissetta, mentre si trovavano per un progetto scolastico insieme ai loro docenti in un'area del demanio pubblico nelle vicinanze della miniera Gessolungo. Così hanno deciso di scrivere al presidente della regione, Renato Schifani, e ad altre istituzioni, nella speranza che l'area venga non solo bonificata ma anche rivalorizzata. Lo scopo della visita scolastica era quello di conoscere l'ex villaggio dei minatori di Santa Barbara, le miniere tra Bonella e Gessolungo, il cimitero dei Carusi, le Maccalube di Terrapelata e l'area di Monte Sabucina, ma alla fine, con loro grande delusione, gli studenti hanno trovato enormi cumuli di rifiuti. Abbiamo trovato un totale stato di degrado, di abbandono, di incuria da parte di chi ovviamente ne aveva la responsabilità. Al termine della loro lunga lettera a Schifani, studenti e docenti hanno chiesto un impegno ufficiale inderogabile affinché coloro che sono responsabili di queste aree se ne prendano cura.
Siciliane 11.000 sentinelle contro il bullismo. È il progetto che punta a contrastare quella che ormai è un'emergenza sociale. Marco Gullà. Lotta al bullismo e cyberbullismo. Dalla Sicilia parte un progetto che coinvolge oltre 11.000 studenti di 276 istituti superiori che sono stati formati all'ascolto dei loro coetanei per prevenire e contrastare episodi di bullismo. Saranno sentinelle contro la violenza e a servizio degli adolescenti. Il progetto sperimentale è chiamato Uno Nessuno 100 Giga, elaborato e coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e finanziato con quasi 2,5 milioni di euro dalla Regione. È stata sicuramente un'esperienza che ci ha dato consapevolezza, perché comunque siamo contenti e consapevoli di aver fatto qualcosa di importante, di aver contribuito nella lotta contro un fenomeno che comunque persiste e contro cui dobbiamo combattere. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico Regionale, nell'isola la percentuale di minori che ha subito atti di bullismo e di cyberbullismo si aggira intorno al 20%, 2.700 in Italia i casi raccolti di emergenza dal telefono azzurro. Formazione e soprattutto denuncia le armi contro quella che è un'emergenza sociale. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Catania per capire come procede la situazione degli sfollati della zona Trappeto Nord dopo l'esplosione di gennaio. Siamo tornati in studio. Il dramma degli sfollati di Trappeto Nord a Catania. Prosegue l'attesa, ma le soluzioni abitative ancora scarseggiano. Tonino De Mana. Un panorama spettrale con 2 palazzine sventrate e cumuli di macerie ovunque. Un'enorme voragine realizzata per risalire alle cause e soprattutto all'origine della fuga di gas. Poi il nulla. Ecco quel che resta dell'esplosione che il 21 gennaio scorso ha sconvolto Trappeto Nord. Alcune transenne ed una recinzione delimitano ancora la zona rossa, ma dove sono gli abitanti di via Fratelli Gualandi? Di sicuro non sono alla festa di Sant'Agata, hanno altro a cui pensare visto che si ritrovano senza un tetto e ancor peggio, senza certezze. Aspettano e sperano che il telefono squilli in attesa di una proposta abitativa. Le precedenti, le suore o l'abitazione abusiva di via Mameli sembrano già cadute nel vuoto. Non abbiamo ben compreso quale sarà il futuro di questi residenti, perché l'amministrazione dà tante potenziali soluzioni che però poi non si concretizzano. Sugli sfollati di Trappeto aleggia lo spettro di via Castromarino. Praticamente metà di quella palazzina è rimasta in piedi, senza abitabilità, agibilità, non possono entrare in quelle case, continuano a pagare tributi locali e anche il mutuo, e queste persone non hanno una casa. E ricordo che è vero che era un'amministrazione diversa, ma all'epoca l'attuale sindaco era assessore a ramo. Ci potevano pensare un attimino prima, no? Invece non è successo nulla, hanno dato all'epoca, perché abbiamo pressato all'amministrazione, un bonus una tantum, e poi alla fine si sono dimenticate di queste 8 famiglie di via Castromarino. Intanto prosegue a rilento il ripristino del gas. L'amministrazione comunale di Catania ha avviato il trasferimento nella Pinacoteca Santa Chiara delle opere custodite nel Castello Orsino, che dal 7 febbraio sarà chiuso perché interessato da opere di riqualificazione. I lavori partiranno i primi di marzo per essere portati a termine in 2 anni e prevedono il rifacimento degli impianti, la realizzazione di un nuovo ascensore per il collegamento e una migliore fruizione dei vari livelli del museo, e poi il rifacimento del tetto e la relativa coibentazione. L'ampliamento dell'area espositiva poi sino ai depositi che saranno spostati e resi visitabili nel vicino complesso Santa Chiara. Agrigento capitale della cultura, al lavoro la nuova presidente della fondazione, l'ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che dice non c'è più tempo da perdere. Davide Sardo. È ufficialmente iniziato il mandato di Maria Teresa Cucinotta alla guida della Fondazione Agrigento 2025. L'ex prefetto di Palermo, subentrata a Giacomo Minio, ha avviato incontri con le istituzioni locali ed il Consiglio di amministrazione del progetto Capitale Italiana della Cultura per pianificare le nuove iniziative. Tra le priorità la costituzione di una cabina di regia nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale per coordinare le iniziative per i prossimi mesi.
È necessario per Cucinotta definire rapidamente l'assetto organizzativo della Fondazione per garantire una gestione efficiente e valorizzare al massimo questa opportunità per Agrigento e per la Sicilia. Certamente in sintonia con tutte le istituzioni, con tutti anche i soci fondatori della Fondazione e soprattutto anche con la Regione Sicilia, che sta dando anche un grande supporto con il consorzio della provincia, il libero consorzio di Agrigento, che ci sta aiutando in termini di individuazione di locali e strutture e mezzi, e quindi abbiamo una sintonia che speriamo ci aiuti a recuperare un po' il tempo. Chiesto anche un potenziamento del personale fondamentale per affrontare le sfide organizzative in vista dell'anno da capitale italiana della cultura. Ci fermiamo per una seconda pausa, poi il calcio. Inizieremo occupandoci del Catania che domenica affronterà fuori casa il Monopoli. A tra poco. Siamo al calcio. Il Catania, alla seconda trasferta consecutiva, trova un'altra protagonista del girone, il Monopoli. I pugliesi sono in testa alla classifica, i rossazzurri arriveranno al match di domenica con molte assenze. Marco Carli. Da una capolista all'altra, prima il Cerignola che proprio grazie al successo con il Catania ha conquistato la vetta, ora il Monopoli che è in testa con la squadra di Peppe Raffaele dopo il pareggio dell'ultimo turno a Benevento che è costato la panchina da Uteri. Il calendario di certo non agevole in un momento molto difficile per il Catania fra il responso di una fine di mercato che non ha soddisfatto e una squadra che continua a fare i conti con un organico ridotto appesantito dalle assenze. Come detto ieri, Lunetta avrà difficoltà a tornare disponibile, si allena in gruppo Luperini che deve trovare però il ritmo. Si allena anche il nuovo acquisto De Paoli e torna De Rose per Monopoli, dove, oltre agli infortunati, saranno assenti anche Quaini e Frisenna squalificati. Dunque difesa con gli uomini contatti in 4 per 3 posti, Gherardi, Del Fabbro, Allegretto e Gega come alternativa. Centrocampo con Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Anastasio e Jimenez, in appoggio di Inglese con Montalto o De Paoli. Monopoli Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor, collegamenti a partire dalle 14 di domenica con lo Stadio Veneziani, poi dalle 15 la diretta della partita e alla fine le interviste in anteprima. Le prime parole da attaccante del Palermo per il tanto atteso Poyampalo. Dice: è stata una scelta difficile ma eccellente per la mia carriera, e ha aggiunto: sono contento di essere rosanero. Il servizio di Marco Gullà. Esordirà domenica al Picco contro lo Spezia. C'è grande attesa per la prima partita rosanero di Joel Poyampalo, che dopo aver salutato i tifosi al Barbera oggi è stato presentato alla stampa. Il finlandese ricorda ancora la standing ovation che la tifoseria rosanero gli attribuì nel match dell'anno scorso in campionato, quando indossava la maglia del Venezia. Sì, quello è davvero un ricordo straordinario che ho della mia carriera di calciatore e anche di uomo, perché avere 30.000 persone che ti applaudiscono, essendo appunto l'avversario che ha fatto dei gol, ricevere una standing ovation è stato sicuramente indimenticabile ed è incredibile pensare come vanno le cose della vita. Adesso sono qui dopo alcuni anni, le cose si sono combinate in questo modo, e dopo la partita in effetti qualcuno mi disse: ti piacerebbe giocare qui? E io avevo risposto sì, perché no, magari un giorno, ed eccomi qua. Poyampalo ha anche rivelato che il Palermo era l'unica squadra di Serie B dove avrebbe accettato di trasferirsi e ha percepito il peso e l'importanza del club anche fuori dalla Sicilia. È stata una scelta difficile ma eccellente per la mia carriera, ha aggiunto il finlandese. Domenica la Spezia coppia d'attacco con Brunori, in porta invece il titolare sarà Audero. E questo era il nostro ultimo servizio. Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.